occasione del convegno sull'eccidio di Cefalonia, che si tiene a Venezia al 70° anniversario del tragico evento, rivolgo il mio deferente pensiero ai tantissimi militari italiani caduti nei combattimenti sull'isola, in mare durante la deportazione o barbaramente trucidati per mano nazista. Nella circostanza esprimo il mio più alto apprezzamento per la meritoria iniziativa volta a perpetuare la memoria di quei drammatici giorni che, per le migliaia di vite umane perdute e il profondo valore morale e storico, restano indelebilmente incisi nell'animo degli italiani. La coraggiosa reazione della divisione Acqui all'attacco delle forze tedesche simboleggia lo spirito delle nuove forze armate italiane e il loro impegno nella lotta per la liberazione all'indomani dell'8 settembre. Sono certo che con i contributi dei studiosi partecipanti il convegno potrà offrire nuovi spunti di riflessione su questa pagina del secondo conflitto mondiale, così dolorosa, ma al tempo stesso così densa di insegnamenti per il nostro Paese. Idealmente presente, invio a lei e a tutti i convenuti il mio caloroso saluto con l'augurio di una perfetta riuscita dell'evento. Giorgio Napolitano. Grazie Presidente. Adesso aspetta a me non una relazione vera e propria, ma una apertura del convegno che dichiaratamente, fin dal titolo, vuole stare tra memoria e storia dell'eccidio. Ve ne ricordo le proporzioni per quanto è possibile farlo, perché pare impossibile, ma a distanza di tanto tempo persino i numeri esatti, non tanto dei presenti quanto dei morti, quanto dei fucilati, rimane abbastanza ballerino. Pensando a quello che volevo dirvi, oggi ho ripassato qualche libro, mi è accaduto nello stesso libro di trovare 3 cifre diverse rispetto alle migliaia, comunque si tratta di migliaia di prigionieri che, appena fatti prigionieri, sono stati fucilati, a partire dagli 11.000 che facevano parte di questa divisione, la divisione Acqui nell'isola ionica di Cefalonia. Bene, è un caso straordinario per studiare i rapporti complicatissimi tra la memoria e la storia, quello di Cefalonia, perché ancora qui, a distanza di 70 anni, a chiederci che cosa è veramente avvenuto, o perlomeno le proporzioni quantitative dell'accaduto. Uno potrebbe dire, vabbè, non siamo ancora incerti sui morti della Grande Guerra, sì, allora è così. Quindi tante volte, nonostante le buone intenzioni di accertare i fatti, talvolta i fatti ci sfuggono. E comunque la storia non può perdere di vista l'obbligo professionale, diciamo così, di accertare che cosa sia veramente avvenuto in una certa situazione, quando è più facile e quando è più difficile. Su Cefalonia è difficilissimo, poi rapidamente vedremo perché. Però poi c'è la memoria. Beh, è evidente che se c'erano 11.000 soldati e diverse migliaia di fucilati e altri ancora oggi considerati tecnicamente dispersi, pensate quali e quante memorie si sono sprigionate in migliaia di famiglie e di vicini di queste famiglie. Per quanto potesse tacere la memoria ufficiale, le memorie di Cefalonia serpeggiavano lo stesso dentro la società italiana. Eppure, più che un capolavoro della memoria, Cefalonia ci si è presentata a lungo come un capolavoro dell'oblio, un capolavoro del dimenticare più che del ricordare. Come mai? Perché tanti altri momenti sono diventati canonici rispetto al 43 o al 44 o al 45 a preferenza e a danno di Cefalonia. Che cosa è avvenuto? Che cosa poteva essere avvenuto di più drammatico ancora per qualità e quantità che a Cefalonia? Non c'è un eccidio così grande. Per lo più quando parliamo di eccidi, ragioniamo comunque sull'ordine delle unità, delle decine, delle centinaia. Qui stiamo parlando da 4 a 6.000
capite? E in più i prigionieri che vengono fucilati, cosa poteva esserci di più straordinario? Avrebbe dovuto costruirsi un plebiscito della memoria, qualche cosa di concretamente, immediatamente presente proprio nelle viscere della società. Cosa c'è che lo ha impedito a lungo? E neanche possiamo dire che ormai sappiamo tutto, e meno ancora possiamo dire che faccia parte del nostro civismo di cittadini italiani, o peggio, del nostro civismo di cittadini europei, la coscienza di ciò che è veramente avvenuto a metà settembre del 1943. Perché le cose sono andate così? Questi sono temi da approfondire oggi, naturalmente, e non sono certo io che posso in pochi minuti dare qualche perché. Però, pur non essendo uno specialista in particolare di Cefalonia, non lo sono affatto, altri lo sono. C'è Elisa Bregantini, c'è Rochat, c'è La Banca, ci sono diversi altri presenti che parleranno, che sono dei competenti. Mi occupo però proprio dei rapporti tra memoria e storia, e quindi questo è uno dei tanti luoghi della memoria su cui posso esercitare dei ragionamenti di carattere generale. Ma perché l'oblio è stato così forte sul Cefalonia? E come vi dicevo, i fatti stessi in una certa misura sono incerti. Eppure già in una delle grandi storie della Resistenza, quella di Roberto Battaglia, che è del 1953, non è che ci siano tante pagine, però quelle 2 pagine che ci sono, vorrei dire, dicono già tutto, l'essenza. Cioè che a un certo punto c'è stato un certo numero di giovani ufficiali che sono andati al generale Gandini, che traccheggiava, che era incerto sul da farsi stretto tra opposte indicazioni dei comandanti militari e politici, a dirgli: guarda che la truppa vuole combattere, non ha senso che in 11.000 deponiamo le armi, ci facciamo fare prigionieri e poi chissà davanti a 3.000. 11.000 a 3.000, ne andava anche un pochettino dell'autostima, del senso di sé, sì, ma se è per questo. Ci sono stati comportamenti vergognosi in infinite caserme della penisola, dove una motocarrozzetta con 2 tedeschi sopra conquistava la caserma con dentro centinaia di soldati italiani. Quindi uno dei problemi è: e perché a Cefalonia no? Forse perché quel gruppo di 4 ufficiali, pare, che vanno dal generale a dirgli: bisogna resistere, i soldati sono con noi, hanno avuto la forza, la responsabilità di andarci, poi ci ritorno prima di tutto. Ma siamo al perché, nonostante parrebbe una cosa fatta apposta per essere ricordata da tutti, viceversa sia stata dimenticata da quasi tutti. Ho detto Battaglia, nel 1953 aveva cominciato a parlarne. Nel 1963 c'è un romanzo di Marcello Venturi, Bandiera bianca a Cefalonia. Quasi quasi potremmo dire che un uomo di lettere, uno scrittore, è il primo a parlarne, sotto il mimetismo, sotto il camuffamento della letteratura. Quante volte le cose che sul piano storiografico non si aveva la possibilità o la volontà di dire sono state invece dette per via letteraria, e questa è una. E qualcosa Venturi dice, che poi lo stesso Venturi si associa qualche decennio dopo, alla metà degli anni 90, con il nostro storico militare Giorgio Rochat, e insieme un letterato e uno storico militare scrivono un libro con studi analitici su Cefalonia e raccolte di testimonianze. Siamo già quasi alla metà degli anni 90. Ci voleva un'alleanza, e di questa alleanza, per rimontare la china dell'oblio, hanno fatto parte integrante, molto molto importante in questo caso, i reduci e i figli o i familiari, le vedove di coloro che invece non sono mai stati reduci perché non sono mai tornati. Talvolta le associazioni d'arma, le associazioni reducistiche sono soltanto questo, per niente reducismo non è una parola precisamente positiva, qualche volta invece hanno funzionato come meccanismo, come struttura della memoria. E quindi
L'associazione è ben presente nella preparazione di questo convegno, come è stata ben presente nel cercare di aprire il fronte della memoria, rispetto a cui tante erano le forze dell'oblio che premevano, a partire dal fatto che c'era la guerra fredda negli anni 50, negli anni 60, c'era la guerra fredda e la Germania risorta era assolutamente indispensabile nelle vedute della NATO, del Patto Atlantico, dell'Occidente, come antemurale rispetto all'Unione Sovietica e rispetto ai paesi comunisti. Quindi tutto quello che era avvenuto prima passava in subordine. E questo vale per tante altre cose, per tanti altri processi mancati a nazisti stragisti. Ma qui c'è un elemento in più: non si poteva buttare tutta la colpa sulle SS o sui reparti comunque ideologici e politici, perché era la Wehrmacht che aveva fatto queste terribili cose. Era l'esercito, che significa il popolo tedesco in armi, il popolo tedesco in divisa, ovviamente tutelato, autotutelato negli anni 40, 50, 60 e a venire dalla indisponibilità a pensare in modo così agghiacciante di sé. Gli interessati, i loro figli, i loro familiari. Parlo in grosso, naturalmente. È evidente che rispetto a queste questioni esistono sempre le scelte individuali, come quelle del tenente Apollonio, come quelle del tenente Pampaloni, al momento di decidere se sparare oppure no. Io credo che ci sia un motivo più specifico e incombente ancora a motivare l'oblio, cioè quello che veramente era, per quanto alla fine ne abbiamo capito, avvenuto in quel settembre del 43. Non è mica che sia normale, tantomeno allora, tantomeno nella seconda guerra mondiale, una sorta di obiezione di coscienza collettiva. Ma c'è poi stata solamente un'obiezione di coscienza collettiva o c'è stato ancora di più? C'è stato ancora di più, perché la scelta non fu quella di non combattere, cioè un'obiezione di coscienza collettiva, ma quella di combattere contro i tedeschi, interpretando a questo modo i comandi volutamente equivoci e ambigui del generale Badoglio, diventato Presidente del Consiglio alla caduta di Mussolini. Spesso i politici vanno così, se poi sono contemporaneamente militari, figurarsi, dare ordini in modo che possano essere interpretati in tutte le maniere. Se la sfanghi, se la sbrogli il singolo poi. C'è quella famosa scena nel film Tutti a casa di sordi che scopre di improvviso il capovolgimento degli alleati e dei nemici tra tedeschi e anglo-americani. Certo, in molti casi, in quasi tutti i casi, i militari italiani non hanno interpretato la situazione nel senso che si potesse o addirittura si dovesse capovolgere il fronte e sparare sull'ex alleato. Ma a Cefalonia è avvenuto. Allora non è mica facile nel mondo militare e più in generale, non è facile nel mondo delle istituzioni, sia militari che non, ricordare la scelta. Siamo tutti pronti così, sul piano religioso, politico, morale, a invocare e a fare i complimenti alla scelta. Idealmente quando ne parliamo scriviamo scelta, lo sentite con una S maiuscola, sì, però poi la scelta calata nel concreto è qualche cosa che pesta i piedi a qualcheduno, alle tradizioni, all'autorità. Non era il generale Gandhi, comandante della divisione A, di quei 11.000 uomini, che doveva comandare e dare l'ordine. Quale ordine? Era lui il generale. Quale ordine? Districandosi tra ordini e contrordini che venivano dall'esercito, dall'autorità politica, dalla Grecia e dall'Italia, doveva decidere lui. E invece traccheggia. In fondo potremmo anche metterlo, perché no? Io non so molto di questa persona, ma qualcuno l'avrà forse approfondita. Potremmo anche metterla sul conto di una sua umanità
la sua palese incertezza, il non sapere bene che fare sul filo di quei giorni tra 8, 15, 16 e poco più settembre. Sì, però se uno fa di professione il militare, a un certo punto sa di dover scegliere lui, magari nella solitudine la scelta. Cosa fa lui? Cerca di appoggiare la solitudine della propria scelta a qualcheduno e chi chiama? Beh, è un generale, ma è un generale italiano, chiama i cappellani militari. E cosa gli consigliano i cappellani militari? Che si comporteranno a quanto pare molto bene in quanto cristiani e uomini di carità, ma insomma gli consigliano di gettare le armi e affidarsi ai tedeschi. Questo è il suggerimento che forse va a corroborare qualche cosa che Gandhi pensa per conto suo. Ma perché la cosa più facile, non l'hanno fatto quasi tutti in giro per la penisola, di buttare le armi, anche se chissà quanto riesce a saperlo da Cefalonia, quello che sta veramente avvenendo in quei primi giorni. Ed ecco che arrivano invece gli ufficialetti a dirgli il contrario: no, bisogna resistere, bisogna combattere. E mentre ancora una decisione generale non è avvenuta, questi ufficiali fanno arrivare la voce che i loro soldati gli hanno fatto capire che loro vogliono resistere, che non si fidano di gettare le armi e poi contare sul rispetto delle convenzioni di Ginevra e simili da parte tedesca, perché hanno saputo di un'altra isola, prima li hanno fatti prigionieri, poi li hanno fucilati, quindi non si fidano. Ma sono tanti elementi, c'è la voglia di tornare a casa e la scelta è la strada più giusta per riuscire a farlo, sono tante cose. Non vogliamo essere retorici e mettere la resistenza dove forse ci furono cose più complicate. Anche Venturi nel suo romanzo non batte tanto sul tasto della resistenza, ma su cose più complesse. Vorrei chiudere dicendo però che accanto a una forma di obiezione, un'obiezione che in questo caso si esprime a rovescio nel senso di voler combattere, un senso di autostima, non possiamo in 11.000 farci battere da 3.000. Come mai poi saranno battuti lo stesso e costretti a buttare le armi? Perché arrivano gli Stukas. Non c'è una contraerea e non c'è un'aviazione italiana, e qui l'aviazione tedesca fa strage. Quindi i 3.000 sono sì, gli uomini tedeschi che sono sull'isola, e da questo punto di vista non ci dovrebbe essere storia, ma quando arrivano gli aerei non c'è storia, ma in un senso diverso. Ma la chiusura qual è? Che non c'è solo la frase morale ecco, la morale non è così semplice da trarre, e cioè la buona volontà, l'eroismo di alcuni, la disponibilità di migliaia e migliaia di soldati semplici a fare che cosa? A me pare che sia andata così, credo di aver capito, ma aspetto che gli storici militari me ne diano eventualmente conferma. Credo che Apollonio, Pampaloni e gli altri due, di cui non ricordo in questo momento il nome, ma i due più importanti sono stati loro anche poi, perché sono sopravvissuti. Pampaloni addirittura fucilato, con il cranio attraversato dalla pallottola, sopravvivono. Quindi saranno importanti anche nel dopo, nel governare il dopo. Erano tenenti, o poco di più, anche se Apollonio poi farà la carriera militare, diventerà generale, mentre Apollonio è un civile qualunque, farà una vita qualsiasi. Beh, hanno davvero il governo dell'animo delle loro truppe. Riescono davvero a capire che cosa pensano e riescono davvero a farsi ascoltare. Beh, non è il segreto del buon sottotenente, del buon tenente, anche del buon sergente, del buon caporale, intendiamoci. Non è fondamentale che nel piccolo gruppo o nel gruppo un po' più grande, fino a compagnia, fino a battaglione, a quanto pare qui c'è una sorta di surroga di sostituzione. Gli altri ufficiali sono incerti o sono decisamente pro-tedeschi. Più in alto si va, di solito più sono pro-tedeschi.
E invece abbiamo questi ufficialetti intermedi che non solo sono responsabili per quanto riguarda, ma riescono a tirarsi dietro le truppe. Ma consegno questa considerazione alle riflessioni in particolare degli eventuali militari, prossimi militari presenti. E mi fermo. Entriamo ancora di più nel vivo del convegno. Tocca al professor Lutz Klinkhammer, spero che apprezzerete K e H, quanti ve ne sono, per dire che noi diamo per primo la parola quindi a un valentissimo storico tedesco che da molti anni si occupa dei fatti nostri e in particolare della seconda guerra mondiale, ma essendo uno storico tedesco che ha continuato naturalmente a avere rapporto con il suo paese e le strutture di studio del suo paese, svolge un'opera straordinaria di reciproca conoscenza, non di mediazione, mediazione è una parola politica non c'entra, quello che è sul piano storico, però controllare due lingue, due sedi di archivi, due paesi, due memorie è una posizione straordinaria e il Klinkhammer la amministra nel modo migliore da anni. Quindi siamo particolarmente lieti che la relazione iniziale sia svolta da Klinkhammer. A lui la parola. Buongiorno a tutti, grazie particolare per questa calorosa e amichevole introduzione. Il piacere è tutto mio di essere qui e di partecipare a questa importante manifestazione, a questo convegno promosso da vari istituti, dall'Iveser, dall'Anchi, dal Centro Studi Tedeschi. Io rappresento l'Istituto Storico Germanico di Roma, che esiste a Roma da 125 anni, quindi ben prima della seconda guerra mondiale, che è nato per studiare le carte dell'archivio segreto vaticano e messa a disposizione da Papa Leone XIII, perché non temeva, come disse il Papa allora, non temeva la ricerca della verità, e questo dovrebbe essere anche il motto a cui si dovessero tenere gli storici per arrivare alla ricerca degli avvenimenti della ricostruzione fattuale. Abbiamo già sentito dal professore Snenghi una eccellente ricostruzione dell'accaduto, della drammatica situazione a Cefalonia all'epoca, della questione, abbiamo sentito anche del problema della scelta che si è posta ai soldati, ai militari, agli ufficiali, a tutti i gradi che erano presenti sull'isola. Io parlo dal punto di vista tedesco oggi, quindi dal punto di vista dei perpetratori, degli esecutori del massacro, anche se la Germania di oggi, abbiamo sentito, non è più la stessa di 70 anni fa. È andata nella catastrofe collettiva nel 1945, ha perso tutta la sua compagine statuale nel 1945, è stata suddivisa, frammentata in 4 parti, occupati da 4 eserciti, e ha perso poi anche la sua statualità bismarckiana. Quindi anche dopo la riunificazione tedesca del 90 non è più il ritorno ad una Germania bismarckiana, né territorialmente né idealmente né per quanto riguarda la compagine della popolazione. E la Germania di oggi è consapevole soprattutto dei crimini commessi in nome tedesco dallo Stato nazista, e quello di Cefalonia era il più grande crimine commesso da tedeschi nei confronti di italiani durante la seconda guerra mondiale. Però non era purtroppo l'unico crimine commesso in nome tedesco durante la seconda guerra mondiale, e la memoria tedesca tendenzialmente ha cercato anche di dimenticare i crimini, è stata costretta ad occuparsi
E qui arrivo al tema più della giustizia. Devo parlare oggi di giustizia e memoria, non tanto di storia. Abbiamo delle ottime ricostruzioni storiche dell'accaduto e è interessante vedere che praticamente abbiamo delle coppie italo-tedesche che si sono occupate di queste vicende, quindi già questo simboleggia in qualche modo un riavvicinamento post-bellico tra i due paesi. Abbiamo le ricerche di Giorgio Rochard e di Gerhard Schreiber, e dovrei citarlo molto di più ancora Gerhard Schreiber, un ufficiale tedesco, storico di professione e militare di professione, che negli anni '80 ha cominciato a studiare praticamente tutti i crimini commessi da parte dell'esercito e non solo delle SS ma anche nei confronti di italiani. E lui aveva tantissime difficoltà ovviamente nella sua istituzione stessa, perché i militari all'epoca non volevano sentire queste vicende. Quindi abbiamo Rochard e Schreiber che praticamente nella prima metà degli anni '90 hanno pubblicato una serie di studi che sono ancora oggi le migliori ricostruzioni. Abbiamo poi negli ultimi anni è uscito il libro di Frank Hermann Mayer, tradotto grazie a Manfred Teupen in italiano recentemente, che è un'ottima ricostruzione della prima divisione cacciatori da montagna, che pur essendo un figlio di un ufficiale caduto in guerra non nasconde la dimensione criminale e dei crimini di cui questa divisione si è macchiata durante la guerra. E poi non abbiamo ancora, purtroppo, ma me lo auguro che arriveranno, le perizie fatte da Carlo Gentile per le procure in Italia e in Germania, che sono forse le più minuziose ricostruzioni anche delle responsabilità individuali. E poi per non dimenticare anche gli storici ma anche i giornalisti che si sono espressi in pubblico e hanno influenzato la memoria sui fatti in Germania. Erich Kubi è già stato citato, è un libro importantissimo uscito nell'84, il tradimento alla tedesca, quindi l'accusa di tradimento lui rivolge nei confronti della Germania, mentre Goebbels, come sappiamo, l'8 settembre aveva utilizzato per arrivare all'accusa di tradimento nei confronti degli italiani, di aver lasciato l'alleanza. Quindi già questa autogiustificazione nazista è stata rovesciata dalla storiografia abbastanza recentemente. E poi ne parliamo ancora, ci sono degli ottimi giornalisti, cito solo Christiane Kohl, per tanti altri che con le loro indagini hanno contribuito a mantenere vivo la memoria di Cefalonia in Germania. Però in qualche modo la storia e la memoria, ma anche la storia e la giustizia si trovano in un contrasto, in una netta tensione. Questo per una serie di motivi. Secondo me, dal punto di vista storico, dobbiamo anche renderci conto che ci sono delle congiunture della memoria collettiva, che la memoria collettiva non è un elemento sempre presente nella stessa intensità, e quindi ci sono anche delle riscoperte in qualche modo di eventi già conosciuti. E lo stesso vale per l'Italia. La riscoperta degli eroi di Cefalonia è abbastanza recente, da Mario Tirani, come il presidente Ciampi. Senza questa mossa non avremmo forse neanche questa attenzione nel tutto il decennio, nell'ultimo decennio. Pur essendo stato ricordato moltissimo nell'immediato dopoguerra, negli anni 50, e abbiamo anche sentito che già nella storia della resistenza di Roberto Battaglia c'è un'intensa ricostruzione. I tedeschi invece lo sapevano sin dalla fine della guerra cosa era successo.
E abbiamo addirittura una fonte, la più autorevole che esiste, che è il diario di guerra del Comando Supremo, che praticamente ammette il crimine compiuto e che scrive nel diario di guerra: a causa del, cito, del vile tradimento, gli italiani sono stati fucilati a Cefalonia. Questa ammissione di colpa, che tutti i militari sapevano che era una contravvenzione alla Convenzione dell'Aia, si cercò nei decenni successivi a dimenticarla e anzi di autogiustificarla con delle dichiarazioni menzognere. E innanzitutto si comincia durante il processo di Norimberga, perché sono gli alleati vincitori che impongono alla Germania, alla popolazione tedesca, di rendersi conto della dimensione dei crimini commessi, non solo in Italia, ma in tutti gli altri paesi nei confronti degli ebrei. Quindi c'è il Tribunale di Norimberga, che è un tribunale delle colpe tedesche, e c'è anche non c'è soltanto il tribunale contro i 23 criminali maggiori nazisti, ma anche una serie di, anzi migliaia di processi successivi celebrati dai vari paesi coinvolti in guerra nei confronti dei tedeschi e dei giapponesi. Gli italiani vengono decolpevolizzati per una serie di motivi che non posso spiegare così all'inizio, oppure i maggiori criminali italiani avrebbero dovuto essere messo davanti al Tribunale internazionale. Allora un'immensa serie di processi si occupa delle colpe tedesche, e il processo contro i generali presenti nei Balcani e in Grecia, il processo numero 7 del successivi a quello principale di Norimberga, condanna una serie di generali per i crimini, per uccisioni di ostaggi, per rappresaglie, e il generale Lanz, il comandante generale del 22° Corpo d'Armata, viene condannato non per tutta la criminalità commessa a Cefalonia, ma viene condannato per la fucilazione di alcuni degli ufficiali, non tutti gli ufficiali ma soltanto alcuni, e per rappresaglie commesse in Epiro, in Grecia, a 12 anni di carcere. E qui comincia poi un'altra storia, quella dell'oblio, perché successivamente a questo grande tentativo di punizione inizia praticamente la politica del condono, e non solo in Germania ma anche in Italia. E quindi in qualche modo, e questo è una parte della vicenda novecentesca, che dovremmo parlare più ampiamente dei problemi di come fare i conti con le guerre, questa politica del condono e la guerra fredda e il riarmo tedesco e l'integrazione europea ha portato al rilascio immediato dei maggiori criminali di guerra condannati dai tribunali, in quel caso tribunali americani, e il rilascio è stato americano nel 1951 dall'alto commissario americano. A questo punto parte un'operazione reducistica di autogiustificazione. Ci sono i reduci della prima divisione della montagna che si radunano e poi si coprono a vicenda nelle varie indagini successive. Quindi dobbiamo dire in qualche modo che questo fa parte di una storia molto più ampia, e non è soltanto una storia italo-tedesca, ma la guerra moderna in sé ha trasformato la pace, perché la vecchia formula del perdono e oblio è sparita e lasciato il posto a guerra finita alla punizione dei vinti e degli aggressori. Anche in questo, diciamo, la Grande Guerra costituisce lo spartiacque. Punizioni e riparazioni sostituirono la formula precedente del perdono e dell'oblio.
Invece di chiudere con i trattati di pace del 19, il contenzioso causato dalla prima guerra mondiale succedeva il contrario. Un enorme programma di punizione di aggressori e criminali di guerra veniva contemplato dal Trattato di Versailles, con l'individuazione non soltanto dei colpevoli per lo scoppio della guerra, ma anche con la legittimazione di un risarcimento economico per le distruzioni belliche. E questo ha causato, anzi praticamente era l'acqua sui mulini del nazismo, perché la campagna contro questo programma di punizioni e di riparazioni era uno degli elementi principali per l'ascesa del nazismo come movimento politico. Quindi si creò un clima avvelenato di proteste per il tentativo di voler punire e colpevolizzare i tedeschi per lo scoppio e la condotta della prima guerra mondiale, mentre nei paesi vittime dell'atrocità tedesche nacquero delle forti amarezze per la non punizione. E questo lo stesso meccanismo in qualche modo si ripete dopo la seconda guerra mondiale, cioè un programma di punizione che lascia il posto ad un programma di condono e di amnistia. E anche in Italia negli anni 50, per i fatti di Cefalonia, tutte le istruttorie avviate vengono archiviate, sia contro il Comando Supremo, sia contro Apollonio e Pampaloni, sia contro gli esecutori tedeschi. Anche qui la guerra fredda contribuisce ad un programma di condono. E questo serve ai reduci di autogiustificarsi, e quindi la memoria pubblica tedesca è condizionata negli anni 50 e 60 in buona parte da questo elemento reducistico, che viene però che si trova anche davanti ai giudici, e qui entra in ballo anche il lato della giustizia, perché nonostante a causa del programma di punizione e a causa della criminalità affermata dei fatti, quando i procuratori tedeschi sono informati e hanno informazioni su eventuali protagonisti del massacro, devono indagare e fanno delle indagini, ma delle indagini che non sono soltanto delle indagini plan, ma sentono proprio centinaia e centinaia di ex appartenenti alla divisione. Quindi se guardiamo alle carte delle istruttorie degli anni 60, è un materiale che serve poi alla ricostruzione dell'accaduto, ma arrivano nonostante ciò in tutti i casi all'archiviazione, perché i reduci praticamente si mettono d'accordo sulle difese da prendere. E questo e anche i procuratori, quando sentono dei fatti accaduti, cercano poi di passare l'istruttoria ad altre procure. Questo è il fatto della situazione degli anni 60, e se vediamo il processo dell'istruttoria contro Barger, che era il comandante dei 3.000 uomini che erano presenti sull'isola prima dell'arrivo dei rinforzi, l'istruttoria inizia nel 1957 e praticamente viene portata avanti molto lentamente per 6 anni, fino al 63, viene archiviata nel 63. Poi arriva nel 64 la denuncia di Simon Wiesenthal, che aveva letto il libro di Marcello Venturi, Bandiera bianca a Cefalonia, e dove però è in parte romanzata, e denuncia in Germania alla procura il tenente Karl Ritter, che è una figura del romanzo, che non è il suo vero nome, Venturi non lo sapeva, e riniziano le indagini contro Barger, e vediamo in quel caso come la procura di Bochum, che aveva archiviato, passa alla procura di Dortmund, e la procura di Dortmund archivia e passa il caso alla procura di Monaco, perché stabiliscono che Barger era sull'isola soltanto fino al 17 settembre, quindi non poteva essere uno dei maggiori responsabili per la strage.
la procura di Dortmund e passano alla procura di Dortmund perché lì vive Lanz, perché l'istruttoria contro un gruppo di soldati viene ambientata dove vive, dove c'è la residenza dell'ufficiale più alto in grado. Quindi a Monaco invece la procura dice no, Lanz è già stato punito, a Norimberga è stato poi rilasciato 3 anni dopo, ma questo non conta, e a causa dei trattati tedeschi americani del 1955, la restituzione di una libertà e di una sovranità limitata alla Germania federale, la Germania è costretta a mantenere in vigore i giudizi americani e quindi vige il principio del ne bis in idem, che uno non può essere processato un'altra volta per lo stesso crimine, quindi Lanz è fuori e può partecipare in quanto testimone a eventuali istruttorie nei confronti dei suoi subordinati e si orchestra una sorta di autogiustificazione e quindi la procura di Monaco ripassa l'istruttoria alla procura di Dortmund perché Lanz, in quell'altro in grado, non è più processabile e ricomincia da capo l'istruttoria per altri 4 anni. In quel caso arriva un procuratore molto abile e molto volenteroso che esamina, che individua praticamente 300 testimoni ex appartenenti alla divisione, ai reparti presenti sull'isola, ma non può fare praticamente nulla contro l'omertà dei reduci e alla fine archivia l'istruttoria contro Barghi ed altri. Comunque questo è nel 68 e quindi il clima che si era creato in quel momento in Germania era importante anche per l'apparato dei procuratori. E perché era difficile, la stessa condizione giuridica dell'epoca condiziona fino ad oggi tutte le istruttorie e tutte le procure. E questa è diversa dall'Italia, ma soprattutto nel frattempo c'era anche una vasta campagna politica della Germania federale per il rilascio di tutti i condannati tedeschi per crimini di guerra. E quindi il governo di Adenauer voleva ripresentarsi nella veste della Germania che non era più legata al passato, ma in compenso voleva assicurarsi il rilascio di tutti i tedeschi all'estero in carcere. E alla fine del 49, quindi con la Germania federale abbastanza giovane ancora nei paesi della futura comunità europea, ancora 1000 indiziati tedeschi aspettavano in quel momento il loro processo, fra cui 160 in Belgio, 600 in Francia, 45 nel Lussemburgo e 200 in Olanda, mentre in Italia c'era già, si avviava praticamente l'amnistia fredda della madre della vergogna. In Italia i responsabili politici furono ben consapevoli della delicatezza della questione e quando il cancelliere Adenauer visitò l'Italia nell'estate del 1951, il numero dei tedeschi detenuti per crimini di guerra nelle carceri dei paesi occidentali o nelle prigioni gestite dai vincitori in Germania era sceso a 1600. L'effetto della tenace diplomazia di Bonn nei confronti dei connazionali condannati si fece man mano sentire. E quindi c'è una politica nei confronti di tutti questi paesi per il rilascio, quindi i diplomatici tedeschi riconobbero al Belgio di mostrare la prassi più generosa nel concedere la grazia, notarono che i paesi nordici tendevano a disfarsi dai detenuti consegnandoli alla Germania, mentre abbastanza ferrea veniva considerata la posizione della Francia. Difficile la situazione degli 88 detenuti tedeschi in Olanda, quasi tutti condannati in via definitiva. La Danimarca deteneva ancora 21 tedeschi, la Norvegia 30, il Lussemburgo 22. Più ci si avvicinò al progetto poi fallito di una comunità europea di difesa, più forti diventarono le pressioni tedesco-occidentali in favore dei criminali tedeschi ancora detenuti all'estero.
Quindi in una seconda fase dopo Norimberga, che inizia con la sfida della guerra di Correa, i condannati tedeschi vennero ampiamente condonati e in questa maniera quasi amnistiati. E questa era praticamente l'acqua sui mulini della posizione reducistica e dell'autogiustificazione di quello che era successo. E a questo